Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Riparte con i temi della giustizia il tavolo per il programma sul nuovo governo convocato dal Presidente della Camera. Matteo Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana, chiede subito un programma e un documento di sintesi, dice no allo spacchettamento dei ministeri, una bicamerale per le riforme e avanti sul MES. Ma il Movimento 5 Stelle non ci sta e rilancia sul reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e riforma elettorale che reintroduca le preferenze. Il Presidente della Camera, incaricato del mandato esplorativo, è atteso entro stasera al Colle per riferire al Capo dello Stato, ma prima di salire potrebbe fare un secondo giro di consultazioni. Mattarella chiede continuità per i ministeri a cui fanno capo crisi sanitaria e recovery. Forza Italia sta dalla parte dei cittadini, i giochetti non ci interessano, così l'onorevole Sandra Savino, coordinatrice regionale del partito, no a governi tecnici, aggiunge e ribadisce il sostegno al presidente Fedriga. Se si ricandiderà saremo con lui. Forza Italia sta dalla parte della gente, dalla parte degli italiani. Forza Italia sta ad osservare e a cercare di portare delle soluzioni al malessere che in questo momento sta vivendo il nostro paese. Quindi tutto il resto, tutti questo tavolo che si sta mettendo in atto a Roma, che è un tavolo secondo me sia un po' di facciata, perché in realtà il tavolo parallelo è un altro tavolo dove troviamo un Renzi che in qualche modo deve cercare di uscire da questa situazione in cui si è messo, e non sarà una cosa semplice. Però di tutto questo alla gente poco interessa, vorremmo invece poter avere un governo forte, un governo solido, un governo in grado di aiutarci soprattutto a uscire da questo momento di grandissima crisi. Io ho sentito fare il nome di Draghi, ma non è che ho avuto riscontri rispetto a questa chiamata alle armi di Draghi. Rilevo nelle parole di Mattarella, Capo dello Stato, che ha in mano la soluzione di questa crisi, rilevo la volontà di avere un governo e una maggioranza di carattere politico. Quindi Draghi probabilmente in questo momento può solo ricoprire una figura di carattere tecnico, e di governi tecnici francamente, per quanto mi riguarda, non ne posso più. La maggioranza, quella che appoggia in questo momento Fedriga, è stabile? Di questo non c'è proprio ombra di dubbio. Se il Presidente riterrà e credo, essendo una persona molto rispettosa anche del partito, se il suo partito gli chiederà di ricandidarsi, penso che non avrà nessun problema a ricandidarsi e andremo avanti come siamo sempre andati. Un'app per prenotare il proprio viaggio in sicurezza, allo stesso tempo permettere al gestore del trasporto pubblico di organizzare al meglio le corse. Si tratta di Salisco, l'applicazione lanciata da ATAP in occasione del rientro a scuola degli studenti delle superiori. In concomitanza con il ritorno a scuola in presenza degli studenti delle superiori, ATAP ha lanciato una nuova applicazione per ridurre al minimo i disagi dovuti al possibile sovraffollamento di alcune linee. Salisco, questo è il nome dell'app, consente infatti di segnalare la propria presenza in bus con largo anticipo e di conseguenza al gestore di conoscere il flusso di persone e trovare in tempi rapidi eventuali soluzioni in caso di notevole richiesta. Il funzionamento è rapido e intuitivo, si scarica l'app, disponibile sia su Google Play che su Apple Store, sul proprio smartphone, si crea un account inserendo la propria mail e si può subito cominciare ad operare. Al momento il servizio è abilitato esclusivamente su alcune linee. Un giorno prima della corsa selezionata il sistema invierà una notifica in cui sarà chiesta la conferma o meno della presenza. L'app, realizzata dalla società pordenonese Molo 17 con il partner Henshin Group, conta già 450 account registrati. Un'arma importante, secondo il presidente di ATAP Narciso Gaspardo, per migliorare il servizio in piena collaborazione tra la società e l'utenza. Siamo alla cronaca, lutto per la morte improvvisa di un uomo di 63 anni di Tavagnaco che nella tarda serata di ieri intorno alle 22 a causa di un malore è caduto nella stanza da bagno riportando un grave trauma alla testa. A dare l'allarme è stata la figlia che in quel momento si trovava in casa con lui, inutili purtroppo gli interventi di rianimazione dei sanitari.
Una lite molto vivace nel tardo pomeriggio di ieri a Tarcento ha richiesto l'intervento del personale sanitario nel centro del paese, in Piazza Libertà. Alcuni cittadini hanno dato l'allarme dopo che hanno visto un gruppo di persone picchiarsi e gridare sul marciapiede. Si trattava in realtà di due uomini che erano passati dalle parole ai fatti. Uno, in uno scatto d'ira, aveva colpito l'altro al volto per futili motivi. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Udine con l'ambulanza per accertamenti e comunque dimessa nel corso della notte per la lievità delle lesioni. Si tratta di un uomo di 66 anni residente nelle valli del Torre. San Biagio, città fiera 1-1, finisce con un pareggio la disputa sull'apertura o meno dei negozi all'interno del centro commerciale di Martignacco. In occasione del Santo Patrono la prefettura di Udine ha disposto una deroga per oggi, dunque attività aperte ma non per domani. Il centro commerciale Città Fiera di Torriano di Martignacco oggi resta aperto, mentre domani, giorno del Santo Patrono, San Biagio, chiuderà con le eccezioni previste dal DPCM. Le norme nazionali in vigore prevedono che i parchi commerciali restino chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Ricorrendo domani il Santo Patrono, i negozi avrebbero dovuto mantenere le serrande abbassate sia oggi che domani. Molti esercenti che operano al Città Fiera ieri avevano manifestato perplessità e disappunto, rivolgendosi a consulenti del lavoro ma anche all'amministrazione comunale e regionale, chiedendo di prevedere una deroga. Fino a ieri sera nessuna certezza, a parte il parere favorevole del comune e delle direzioni regionali competenti. A quel punto il sindaco di Martignacco ha comunicato alla direzione del Città Fiera la possibile autorizzazione da parte della prefettura di Udine all'apertura di tutti i negozi il 2 febbraio, prefestivo, e dei soli negozi essenziali come da DPCM il 3 febbraio, giorno festivo. In attesa della decisione ufficiale, prevista per questa mattina, agli esercenti la direzione del centro commerciale ieri ha lasciato autonomia di decisione. Alcuni negozi hanno deciso comunque di aprire, assumendosi la propria parte di responsabilità e confidando in quanto anticipato dall'amministrazione comunale. Stamattina è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della prefettura. Per oggi è prevista una deroga al DPCM e tutte le attività possono restare aperte nel rispetto delle restrizioni nazionali e dell'ordinanza regionale Giallo Plus. Domani invece nessuna deroga, saranno chiuse tutte le attività ad eccezione di quelle essenziali: farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai. Ed ora parliamo della fornitura dei vaccini anti-Covid, dove regna l'incertezza, anche se dall'Europa arrivano segnali che sembrano far ben sperare. Domani pomeriggio un nuovo vertice sul tema tra governo e regioni. Fedriga chiede che la distribuzione dei vaccini tenga conto dell'età media della popolazione. Dall'Europa arriva qualche segnale incoraggiante, ma in Italia e in Friuli Venezia Giulia i ritardi nella consegna dei vaccini creano non poche difficoltà. Il punto a livello nazionale sarà fatto domani pomeriggio. Nel nostro paese sono stati superati 2 milioni di dosi somministrate e starebbero tornando a pieno regime le forniture all'UE. La scorsa settimana Pfizer ha assicurato il 100% delle dosi e nel secondo trimestre dell'anno ne fornirà ulteriori 75 milioni. A fronte di ciò, da Bruxelles fanno sapere che entro l'estate sarà possibile raggiungere il 70% di vaccinati. Toni diversi quelli usati dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che nell'aula del Consiglio regionale ha parlato di incertezza reale e concreta per quanto riguarda le forniture. In Friuli Venezia Giulia dovrebbero arrivare complessivamente 90.000 dosi entro fine mese, troppo poche per garantire che la campagna prosegua come da programma. La fase 2 prevede la somministrazione agli ultraottantenni, che sono più di 100.000 nella nostra regione, e oltre alla prima dose c'è naturalmente anche il richiamo. Dalla prossima settimana dovrebbero essere disponibili anche i vaccini AstraZeneca. Il nostro paese, ha fatto sapere Fedriga, dovrebbe ricevere 428.000 dosi, quindi ipotizziamo che alla nostra regione ne venga consegnato il 2%. Dal momento che quest'ultimo vaccino ha ricevuto il via libera dall'AIFA solo per la somministrazione alle persone tra i 18 e i 55 anni d'età, sarà necessario, dice Fedriga, rivedere l'impostazione dell'intera campagna vaccinale. Il nuovo confronto tra governo e regioni è previsto per domani pomeriggio alle 17:30. Il Friuli Venezia Giulia chiede che la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, ovvero quelli adatti agli anziani, tenga conto dell'età media della popolazione delle diverse regioni italiane.
Due incidenti causati da animali selvatici. Intorno alle 20 a Povoleto, lungo la strada provinciale 104 a Salta, il conducente di una vettura ha investito una volpe, lievi danni alla carrozzeria del mezzo. Un altro incidente, sempre ieri, poco prima delle 19, in via dei Platini a Santa Maria la Longa, questa volta è stato investito un capriolo lungo la regionale 352 in prossimità dell'essiccatoio di Lauzacco. Il conducente di un Audi non ha potuto fare a meno di evitare l'impatto, la vettura è rimasta danneggiata nella parte anteriore. I comitati Salvalago dei 3 comuni hanno sollecitato il laboratorio Lago istituito dalla Regione nel 2019 a procedere celermente nell'iter di individuazione del progetto di bypass per evitare che sul fondale si depositi altro limo. Dalle fotografie scattate da un drone nell'ambito degli studi del CNR Ismar di Bologna emerge che il fondale è coperto da uno spesso strato di fango proveniente dai corsi d'acqua della Carnia. Lo stesso Ismar ha effettuato anche carotaggi in cui risultati sono in elaborazione e saranno pubblicati a breve. In merito alla proposta di realizzazione di una derivazione irrigua proposta dal Consorzio di Bonifica Friulana, i comitati ribadiscono che il piano regionale tutela acque, a fronte di un prelievo del consorzio per fini irrigui di una parte delle acque dello scarico del lago, prevede contestualmente la valutazione della fattibilità tecnico-economica di realizzazione di un bypass o di un'altra soluzione progettuale che mitighi l'impatto dello scarico della centrale di Somplago sul lago, con lo scopo di recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e di garantirne la fruibilità. Un video per far conoscere al grande pubblico i 107 ettari della riserva naturale delle Falesie di Duino, una delle più affascinanti aree protette regionali. Il filmato che avete visto è stato realizzato dall'amministrazione comunale di Duino proprio per promuovere il parco istituito e tutelato dal 96 ed l'imperdibile sentiero Rilke, il percorso panoramico che sovrasta l'alta scogliera Picco sulla baia di Sistiana. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A voi la linea. Buona giornata.